In chiusura di convegno, le due corse forse più interessanti del pomeriggio, questa è una 4 anni. Sul miglio sono in 10 al via, 1 Donnemoa Glory, 2 Daniela V, 3 Denise Dorial Mail, 4 Daphne Rock, 5 Downtown AS, 6 Dolce Nera. Seconda fila 7 Dylan Chris, 8 Duman e Dusty, 9 Dotto dell'Est, 10 Danielino. Corsa aperta con Downtown AS che chiude comunque favorito numero 5, Andrea Farolfi, macchina che accelera, e Downtown AS e Dolce Nera lottano insieme a Daphne Rock che sopravanza a sua volta Numero Denise 1 Dorial Don Mail. Mua Glory squalificato. Squalificato da Moa Glory, anche Duman e Dusty ha avuto problemi sulla piegata, insiste all'esterno Downtown che si avvantaggia, mentre Dolce Nera si ritrae in quarta posizione lungo la corda. È passato in vantaggio Downtown AS su Daphne Rock. Denise Dorial Mail più indietro. Intanto il quarto iniziale se ne va in 28,4. All'esterno cerca di avanzare ora Danielino. Danielino gradualmente avvicina i primi, raggiunge Dolce Nera in quarta posizione, avvicina anche Denise Dorial Mail. E così dopo 600 metri completati in 43,9, Downtown AS continua a guidare liberamente. All'esterno Danielino con in schiena Dotto dell'Est. Seconda posizione sempre per Daphne Rock davanti a Dolce Nera, ma Downtown AS non si lascia avvicinare e completa un chilometro iniziale in 1:13,9. Sulla retta delle scuderie Danielino prova ad avvicinare Downtown che rimane sempre una lunghezza avanti al paletto dei 400 conclusivi. Il parziale in 14,6. A contatto prova a rimanere Daphne Rock, poi Denise Dorial Mail all'esterno, fatica invece Dotto dell'Est, mentre Danielino sta attaccando con decisione e si sta avvantaggiando su Downtown AS che prova ancora la rivalsa. Danielino in vantaggio ai 80 conclusivi, scatta Daphne Rock, scatta Denise Dorial Mail, finale e sul palo vicinissimi, Denise Dorial Mail all'interno, Daphne Rock all'esterno, con al terzo Danielino. Da rivedere questo arrivo perché i due cavalli sono molto distanti fra loro, uno all'interno è Denise Dorial Mail e all'esterno Daphne Rock, che si contendono la vittoria. Davvero difficilissimo dalle immagini che abbiamo visto, sul palo davvero difficile separare Denise Dorial Mail e Daphne Rock. Vediamo se riusciamo ad avere il supporto del da queste immagini. Forse Denise Dorial Mail, forse diciamo con tutte le incertezze del caso, forse ha qualcosa davanti a Daphne Rock, ma è davvero una foto stretta in cui sbilanciarsi è davvero difficile. Vediamo ancora l'arrivo al rallenti. E qui foto davvero bruttissima.